E insomma, Pinù, io sto qua. E certo, a casa, a roba già sta. Sì, hai ragione, sono le 4 la mattina. Questo è il periodo che piglia la notte poi giorno. Questo è il periodo che nessuno ha dato gente attorno. È il periodo che si chiama senza scuorno. Io sto qua e penso a te. Lo sai, tu stai pensando, ma come? Tu stai chiaro l'uno, tu non dormi e pensi a me. Eh sì, pensa a te, proprio a te. Stu strunzillo piccerillo, Pinù, è stata capace di arrevutare un mondo sano. Stiamo chiusando in casa settimana. Stu cusariello infame ha deciso che oggi è tale e quale a dimani. E chi sa quando finisce sta tragedia umana? Con mano soli in due mastrine, mi sente morire, volesse asci, ma se io facesse fosse un assassino. Oggi è tale e quale a dimani, si è arrevutato un mondo sano. Stiamo chiusi a rind e guardiamo la vita per parziale. Qualcuno dice che sta vita non sarà più come prima. Madonna mia, mi viene un freddo in cuore, non riesco a pigliare la lingua. Pensa a te perché mi sento come all'asino in mese suona. Oramai l'ha già studiata la televisione. Guai a coppa guai, grafici, curve, numeri che parlano di persone che danno i numeri. Qualcuno invece, Pinù, dice che dopo questa esperienza all'essere umano aumenta la coscienza. Dice che finalmente potessimo capire il significato dell'esistenza. Mi dispiace, perdonami la diffidenza, ma per me è tutta apparenza. Certo, per carità, abbiamo visto tanta gente che ha dimostrato veramente che può riuscire a si stringere tutto attorno in un momento di emergenza. Ma abbiamo visto pure tanta gente, uomini di conseguenze, che stanno approfittando di questa urgenza, che con la scusa della clemenza si arricchiscono con la sofferenza. Insomma, Pinù, sta cagnando tutte cose, ma non è cagnato niente. Lo dicevo tu 40 anni fa e non ti sbagliava. Io sto vicino a te perché il mondo è sporco, una carta è sporca e nessuno se ne importa, la voce delle creature e i mille colori. Oggi teniamo panare a Pisa che portano conforto per dare sostegno a chi tiene meno short. E poi, o teniamo pure a chi tutto questo non lo importa, perché ha lasciato il cuore fuori la porta. Sono che 4 mattine e io sto zitto e penso, chissà che avesse ritto di crescenza, chissà che avesse scritto tu questa brutta penitenza, chissà come l'avesse cantata sto mondo abbandonato. E beh, Pinù, non ti incaricare, che pure mo' è tale e quale a tanti anni fa. Sta cagnando tutte cose, ma non è cagnato niente. I buoni sono più buoni, i fetienti sono solamente più fetienti. Rimane, vieni menzogno e dimmi che qualcosa sta cagnando veramente. Dimmi che non sbaglia la diffidenza, dimmela apertamente. Ma forse, Pinù, sta terra tua, sta terra mia, ancora mo si può avantare, traendo in faccia la gelosia. Sto fatto te l'ha già contato. Niente meno che ne parla tutto il mondo. Tutto il mondo se ne è accorto. E andivì. A qualcuno sta cosa la va storta. Pinù, l'ospedale modello. O tenimmo noi. Mi pare che un professore napolitano ha trovato un modo di falliare sto stronzillo infame. Eppure in coppa a questo, mi pare, c'è stato chi ha voluto fare polemica a migliaia. Si sono assettati in coppia in poltrona, hanno cominciato a studiare per capire come avevano a fare per trovare alla scoperta la sua paternità. Eppure che il professore, nella sua umanità, a tutti sti cristiani, imbaranza, ha imparato a campare. Carità, non porto, non t'ammaretto, sono stato io, sei stato tu, è stato chillato. Io sono professore e tu sei scienziato. Lo amma la frasca mia, se chiama a fosfaziata. Sto strunzillo piscerillo, Pinù, è stato capace di arrevutare un mondo sano. Sta cagnando tutte cose, ma non è cagnato niente. I buoni sono più buoni, i fetienti sono ancora più fetienti.